Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, questo è l'inizio dell'ultima puntata della nuova stagione. Come dice il carissimo Terzani, la fine è il mio inizio, quindi saluto subito Federica. Ciao Federica. Ciao Max. Tutto bene? Tutto bene. Allora, noi siamo prontissimi con le orecchie spalancate, ma per arrivare fino al cuore, per ascoltare uno dei tuoi bellissimi messaggi. A te. Grazie. Se ti capita di passare dove non circola amore, dove c'è disarmonia, dove ci sono rabbia e discordia, allora, senza rifiuto, senza giudizio, senza condanna nei confronti di ciò che osservi, senza la pretesa di cambiare gli altri o le loro azioni, scegli consapevolmente, in totale serenità e senza spostarti dal tuo centro, di alimentare, espandere ed emanare amore incondizionato, senza ragione, senza confini, senza motivo, oltre l'idea di giusto o sbagliato. Non spiegare la tua verità, non predicarla, incarnala, vivila, sii quella. Fa ciò che senti, senza cercare di convincere gli altri che ciò che stai facendo sia giusto. Stai dalla parte di quell'amore che non prende le parti di nessuno, perché è da ogni parte ed è sopra le parti. Unisce dove c'è divisione, perché non fa distinzione. Non c'è bisogno di essere d'accordo, perché quell'amore supera e oltrepassa ogni punto di vista. Non importa se non la vediamo allo stesso modo, non importa se abbiamo idee diverse, non importa se le nostre menti non condividono il medesimo pensiero. Lui unisce indistintamente e ti invita ad amare, rimuovendo i filtri, le barriere e i limiti che lo ostacolano. È un amore multidirezionale che non discrimina, non decide, ma ti sceglie continuamente e ti ha già scelto. Dirigi la tua attenzione e la tua energia verso ciò che vuoi vedere e di cui ti vuoi circondare. Così, ogni giorno, tu crei il tuo mondo. Come sempre Federica mi fai venire i brividi. Grazie a te. Senti, noi ci risentiamo a settembre con il nuovo inizio della nuova stagione del Bosco dei Sogni. Certamente. Allora, un grandissimo abbraccio da tutta la redazione di Radio Gamma 5 del Bosco dei Sogni. Grazie. Grazie a te Federica. Altrettanto. Ciao. Voi rimanete in linea, ci sentiamo tra pochissimo. Benvenuta Grazie. Nadia, come stai? Sto bene, sono davvero emozionata e onorata di essere qui con voi. Benissimo, allora facciamo le cose come si deve per i nostri gentilissimi ascoltatori. Nadia Ferraresi. Io anticipo già che c'è di mezzo una parolina, anzi due paroline molto note e anche importanti: life coaching. Di cosa ti occupi, Nadia? Io mi occupo, anzi dico di essere una life coach. È un mestiere che si impara sia frequentando un corso, un master, ma io penso che sia soprattutto esperienza pratica tutti i giorni. Quindi tutti i giorni avere a che fare con persone che hanno il grande desiderio di lasciare uno stato, un momento di vita che non li soddisfa per niente, per manifestare il proprio obiettivo, cioè per andare verso un obiettivo che li farà sicuramente stare meglio. Uso queste parole generiche per far comprendere il percorso, perché in effetti il coaching è un percorso. La parola coach è una parola molto antica, diciamo, risale proprio ai tempi dell'Ottocento, quando si viaggiava nelle coach, cioè nelle carrozze, ed è una parola di origine ungherese, vuol dire trasportare cose e persone da un luogo ad un altro. Questa cosa, quando l'ho conosciuta, questo termine, questo significato, mi ha fatto sorridere, perché mi ricordo quando studiavo la Divina Commedia, io mi ero molto immedesimata in Caronte, cioè Traghettatore. il traghettatore, e questa cosa l'ho rievocata dopo con questo lavoro, poi insomma in modo simpatico la racconto, ma effettivamente è questo, cioè il coach ha diciamo la mission, cioè la missione, quella di traghettare le persone da uno stato confusionale, di malessere, non a livello
psicologico, perché il coach si distingue dallo psicologo, poi vi spiego bene, ma ecco, emotivo, di portare quindi la persona verso una sponda, la sponda in cui costruirà poi la sua nuova immagine, il suo nuovo futuro. Nasco professionalmente nelle risorse umane, mi occupavo di ricerca e selezione del personale e poi nel pieno della crisi del 2009, dopo un viaggio in India di scoperta di me e molto altro, ho deciso proprio di intraprendere la libera professione, che poi era un sogno che io ho sempre avuto, quello di essere libera anche nel lavoro, e da lì sono partita e ho costruito il mio lavoro davvero ogni giorno, incontrando persone, soprattutto parliamo tra il 2011 e il 2013, persone che ogni giorno perdevano il lavoro e io con loro costruivo il loro nuovo futuro, riorganizzando i valori anche rispetto all'esperienza che stavano facendo. Dopo approfondiremo un po' con più calma anche, ma intanto, a tuo sentire, data anche questa tua professione e professionalità che implica un certo elevato grado di esperienza, perché sono tanti anni che lo fai ed è bello sentire che tu abbia virato da un'esperienza lavorativa a un qualcosa invece che più ti rappresentava e che ti rappresenta, perché come mai sei qui oggi nel qui e ora al Bosco dei Sogni? Beh, perché credo che la mia storia sia simile a quella di tante altre persone, con il desiderio davvero di essere se stessi, di emanare anche verso l'esterno la propria essenza, di aderire a quella che è anche la missione dell'anima. E quindi il percorso personale che ho fatto è stato prima di tutto quello di indagare dentro di me cosa volessi veramente dalla mia vita, cioè cosa mi rendesse veramente felice. Uso la parola veramente molto spesso, c'è questo avverbio, perché fa la differenza quando ci si chiede che cosa voglio fare. Il veramente ti mette di fronte a te stesso e a te stessa. Questa è un po', come dire, la mia caratteristica, quella di chiedermi sempre: sono contenta, sono soddisfatta di quello che faccio, di quello che sono, di quello che sto realizzando, mi sento veramente nel mio percorso. Quando io mi rispondo sì per 3 volte, non una volta, 3 volte, allora vado avanti. Se solo ho un dubbio, mi fermo. E questo lo uso anche con i miei clienti, sono cose molto semplici, ma davvero non sempre riusciamo in modo efficace a metterci di fronte a noi stessi se non ci diciamo veramente la verità, cioè dobbiamo essere onesti con noi stessi. E allora da lì si aprono veramente moltissime opportunità. Io le ho toccate con mano, quindi quando sai, la caratteristica del coach secondo me è proprio quella di accompagnare il proprio cliente fin dove è arrivato il coach con la propria esperienza di vita, perché quando fai il percorso teorico, il master o studi in coaching, è tutto molto bello, ma quando sei veramente, io dico sempre che sono sempre stata molto operativa con le persone, cioè ero in trincea tutti i giorni, e allora è lì che ti misuri veramente, è lì che devi tirar fuori le tue risorse personali. Per cui consiglio anche ai miei colleghi junior, quelli che, oppure le persone che hanno voglia di intraprendere questo percorso, di scegliere un buon corso di coaching, un buon master, ma anche soprattutto di lavorare su se stessi, quindi crescita, consapevolezza personale, arrivare proprio a entrare dentro in connessione con se stessi, perché alla fine l'altro, il tuo cliente, non è altro che una parte di te. È una cosa che appunto abbiamo riscontrato spesso qui, tra i microfoni del Bosco dei Sogni. Certo è che appunto, almeno come impatto iniziale, come fase iniziale, quella di mettersi alla ricerca di sé, nel senso anche di capire che cosa io voglio dalla vita o che cosa insieme alla vita io posso propormi di fare, quindi è un doppio aspetto, non è semplice, perché il più delle volte, e ripeto, nell'aspetto iniziale, si è presi da 1000 cose che ci attanagliano la gola, in primis l'aspetto economico. E ti dice: ma chi mi fa lasciare un lavoro che comunque, tra virgolette, è sicuro? Per poi parlare anche di un futuro ipotetico in cui non si vede che strada si prenderà.
Sì, perché comunque noi siamo all'interno di schemi, di modelli e c'è sempre quella parte di mondo esterno che tenta di dissuaderci dal prendere una strada di libertà, libertà di anima proprio interiore, no? E quindi c'è sempre quella vocina che è la mente poi, che ha voglia di stabilità, ha voglia di mantenere lo status, è conservatrice, no? E quindi cerca di non farti aprire queste ali, di uscire dalla tua zona comfort. Ma sai, la mente è amica nel momento in cui la tranquillizzi e la rassicuri. Dici, guarda che il percorso che io ho scelto è un percorso di anima, lo facciamo insieme, perché la mente è l'azione, quella che ci permette di agire verso l'obiettivo, verso la manifestazione del nostro obiettivo. E delle tecniche che si possono usare, per esempio, sono la meditazione, penso che tu ne abbia parlato tantissimo nella tua trasmissione. Ecco, una di queste tecniche è appunto la meditazione, le tecniche di respiro, rebirthing per esempio, che aiutano tantissimo a placare la mente, perché noi non possiamo bloccare i pensieri, non possiamo creare il vuoto totale nella nostra mente, soprattutto noi occidentali, no? L'importante è capire anche piano piano, per Sì, carità, che in questa fase, mi raccomando, la maggior parte dei pensieri che circolano in quella che noi chiamiamo mente magari non sono neanche nostri, esatto. sono indotti o ereditati o assorbiti, ma non siamo noi, Sì, non è il nostro sé che parla. esatto. E qui c'è anche un lavoro da fare sull'allenamento verso il distacco emotivo, no? Io uso proprio la parola allenamento perché il coach, prima di tutto, nasce come termine sportivo dopo aver lasciato l'ungherese, è stato adottato dagli anglosassoni proprio per definire quella professionista che aiuta a migliorare gli atleti, a migliorarsi attraverso un allenamento continuo, quotidiano e profondo. Ecco, quindi questo è il coach. Insieme poi al proprio professionista, nel mio caso si chiama coachee tecnicamente, cliente, ecco, si definisce la strategia. È una strategia personalizzata che poi cresce mano a mano, cioè quando arriva la persona da me c'è una, come dire, si intravede un obiettivo e poi piano piano si aggiusta nel nostro percorso insieme. Chiaro che dall'inizio alla fine del percorso che abbiamo pensato insieme, in mezzo c'è tanto lavoro e soprattutto si deve creare un rapporto di fiducia, sia nei miei confronti, ma anche il cliente verso se stesso, cioè la persona verso se stessa. Che cosa riscontri o hai riscontrato di più in generale nelle persone che hanno iniziato poi a venire da te? Sì, le persone che vengono da me ovviamente mi assomigliano. Se è vero che gli altri sono una parte di noi, ci assomigliano anche come clienti, no? E quindi sono persone che hanno voglia di indagare il proprio animo. Non tutti, ma la maggior parte sì. Sono persone che hanno voglia di portare fuori quello che hanno dentro, però ovviamente si sentono bloccate da quello che è il mondo esterno in generale, quindi i modelli che ci propina il mondo esterno sia per il lavoro, sia come vivere la propria vita, oppure dalla famiglia. A volte non è la famiglia neanche quella che ti circonda in questo momento, ma anche una famiglia molto antica, che a volte è molto presente nelle persone. Questo insomma lo vedo perché ci sono eredità che si manifestano, che non sono delle famiglie presenti, ma sono dei nonni, bisnonni, cose che si raccontano nella famiglia e poi si tramandano. Quindi bisogna avere una grande apertura di cuore nell'accogliere queste persone e una grande apertura mentale di non giudicare mai quello che il tuo cliente ti viene a raccontare, perché ha un'informazione dentro. Quell'informazione è utile al coach, mi è utile proprio per aiutare il mio cliente a fare il suo passaggio. E la cosa da mantenere in considerazione anche è che noi stessi non smettiamo mai così di imparare, rimanendo con questa Certo. apertura nel non giudizio.
Allora, ascoltiamo il primo brano che ci hai portato oggi e dopo torniamo. Per chi me lo sta chiedendo, siamo con Nadia Ferraresi. A tra pochissimo. È la nostra Nadia Ferraresi che avete sentito, ha fatto un viaggio in India, una voce molto pacata, mette calma e poi ci porta Vasco Rossi. Siamo solo noi. Come mai ce l'hai portata? Beh, lui rappresenta, almeno fino a un certo punto della sua carriera, ha sempre rappresentato la mia parte outsider, che io ho sempre mantenuta viva, nel senso che per fortuna sono una persona equilibrata, perché riesco ad essere outsider pur non facendo disastri in giro, insomma. Cioè io arrivo lentamente a cambiare le cose, sia per quanto mi riguarda e sia per quanto riguarda le persone che incontro, e devo dire che proprio il cambiamento è la mia caratteristica fondamentale, cioè vivere il cambiamento, essere nei momenti di passaggio anche storici proprio della vita sociale. Io ho sempre assistito a questi eventi e quindi a un certo punto me ne sono fatta una ragione, ho detto ci sarà un motivo per cui sono in Germania mentre cade il muro di Berlino oppure mentre ci sono le folle per strada, va bene, a manifestare, perché per me ha un fascino il cambiamento, perché mette in gioco tantissimo, mette in gioco la nostra creatività, la nostra voglia di essere noi stessi, di ribellarci alle convenzioni, però sempre in una modalità tranquilla, senza rabbia. Benissimo Nadia, allora inizio a leggere i messaggi che stanno Sì. arrivando e c'è una domanda che è il 462, iniziamo già a scaldare Sì, i motori come vai. si suol dire, perché appunto dice bellissima puntata, anche quella di oggi del Bosco dei Sogni, c'è differenza però tra chi sceglie, molto pochi, di cambiare vita e chi subisce il Sì. cambiamento della vita. Sì, qui è sempre come viviamo gli eventi, no? Allora possiamo vivere gli eventi facendoci fluire, quindi facendoci coinvolgere, va bene, comprendendoli, oppure possiamo vivere gli eventi subendoli, e questa è una scelta. Come esseri umani noi abbiamo il vantaggio di avere il libero arbitrio, per cui possiamo decidere quale direzione prendere, luce e ombra, yin e yang, affronto le mie paure e le trasformo, vado dentro me stesso per poter tirare fuori tutte le mie risorse e anche manifestare il mio obiettivo, dirlo anche ad alta voce, voglio questo per me. È sempre una scelta molto personale e anche, io noto, è anche una scelta di anima, cioè in fondo è la nostra anima che sceglie per noi anticamente, dall'inizio della nostra vita, quale percorso fare. Noi possiamo solo aderire e dire di sì, ci sono, accetto. Anche questa dell'accettare, l'accoglienza, Sì, può risuonare come un qualcosa di passivo. sì, In realtà si tratta a volte un po' più di comprendere in profondità sì, che semplicemente a volte siamo noi che non ascoltiamo e quindi la vita si fa più penetrante nel certo. portarci il suo messaggio. Tendenzialmente il fiume in quel punto lì ha uno snodo, ha un'ansa fisiologica Sì, e questo va compreso proprio perché più in là di così non andava, doveva curvare, doveva seguire la sua naturalità. esatto. Questo è un altro degli aspetti con cui forse la mente inizialmente ha un impatto non da poco, si tratta proprio di fare palestra nel modo di pensare e si tratta moltissimo di essere delicati nel sentire la persona, perché appunto in questo senso qui non esistono manuali, è No. la vita che ti ha insegnato e portato, a parte i propri talenti, a Sì, avere certe sensibilità esatto. che poi Sì. puoi rivolgere agli altri. Io imparo attraverso i miei clienti, cioè i miei clienti, le persone con cui lavoro, sono veramente generosi e basta solo mettersi in ascolto, e io dico sempre che l'ascolto non è solo sentire con le orecchie, ma è osservare la persona nei suoi atteggiamenti, nelle sue espressioni, nella sua mimica, come si mette. Poi qui c'è anche un po' di deformazione professionale di quando facevo i colloqui di lavoro per la selezione, no? Dei candidati, ma ecco, è l'osservazione dell'altro senza giudizio, rimanere in apertura e comprendere che è un'anima in cammino. Quindi intanto il giudizio si annulla da solo.
se comprendi che l'altro è un'anima in cammino e tu sei un'anima in cammino, sai che a volte si cade, a volte si prosegue correndo, a volte ci si ferma per riposare, insomma, è come fare un po' il cammino di Santiago de Compostela, no? Ecco. Poi se non hai lo strumento, ma in realtà abbiamo tutti gli strumenti per aiutare gli altri, a quel punto, quando tu hai acquisito le informazioni, sai anche dove andare a cercare. Ecco, questo saper dove trovare le indicazioni, gli strumenti per aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi, dipende un po' anche dalla nostra indole di coach, cioè anche noi coach siamo persone, quindi abbiamo delle preferenze e quindi a seconda delle preferenze che abbiamo cerchiamo lo strumento. A me piacciono molto le filosofie orientali, per cui la mia ricerca è lì, in quella direzione. Ecco perché molto spesso applico la meditazione, le visualizzazioni ai miei clienti, oppure magari c'è bisogno di un rilassamento profondo attraverso il suono delle campane tibetane. Però ecco, è tutto in aiuto alla persona affinché si riconnetta con se stessa e poi Esatto. insieme possiamo lavorare. La risposta è sempre quella, nel senso che è dentro di noi, Esatto, è sì. dentro, non c'è altro luogo, non c'è nessun altro che può dirci dove, cosa, come, quando e perché. Sì. È un qualcosa che possiamo essere aiutati a trovare dentro di noi, ma null'altro di più. Il 525, comprendere cosa porta con sé il pensiero, determina la qualità dello stesso. Osservare senza che intervenga il pensiero significa comprenderne la zavorra fatta di credenze, giudizi, mentalità culturali, familiari e tanto altro. Sì. Allora l'azione diventa spontanea perché è il sentire che si manifesta. Ciao da Sisto. Confermo che è così. Ti faccio l'esempio Dimmi, anche, Max. Nadia, parlandone proprio così, perché sul momento tante cose possiamo a malapena intuirle se non c'è una palestra dietro Sì. che ci ha portato a dire, ok, vedendo poi l'evolversi delle cose, so già che ci sarà un fine, un bene migliore, Sì, lo so sì. già. È che a volte sul momento, se non c'è questa palestra Sì. dietro, No. andiamo in crisi. Sì. Prova a pensare, Nadia, che se ti avessi incontrato in un certo punto della tua vita, in un certo frangente, io ti avrei trovato impiegata, cos'eri? Lavoratrice in una Sì, beh, in ditte. io ho lavorato, ho iniziato la mia carriera professionale in TNT, Traco, quando aveva appunto, era diventata una multinazionale, cioè la TNT aveva acquisito la Traco e dovevano costruire il customer service, quindi io, conoscendo le lingue, sono stata assunta ed è stata un'esperienza bellissima, io mi sono divertita un sacco e lì ho iniziato ad entrare in contatto con l'ascolto delle persone. Appunto, effettivamente. se ti avessi incontrata lì avrei avuto questo quadro. Sì, Col senno del poi, andando avanti, tutto ha portato a questo, sì, a quello che è l'adesso, esatto, a questo grandissimo anche cambiamento che è rivolto agli altri. sì, Quindi all'inizio non lo possiamo sapere, possiamo solo in questo senso qui affidarci e sì. crederci, avere fede che anche se non sembra è per un meglio, Sì. per un meglio. Infatti io ai miei clienti esorto sempre di chiedersi qual è il fine dell'esperienza che stanno vivendo, non lo scopo, cioè non c'entra la causa e l'effetto, va bene? È il fine, vale a dire qual è la lezione che la vita mi sta tentando di insegnare. Siamo a 5 secondi dalla pubblicità, in questo senso togliamoci anche dall'idea di un karma punitivo, non c'entra un Esatto, tubo. non c'è. A tra poco. E riapriamo i microfoni di Radio Gamma 5 e il Bosco dei Sogni Max Ungaro. Siamo con Nadia Ferraresi, stiamo parlando della sua esperienza nell'attività di life coaching. Come avete sentito è molto 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 riduttivo parlare solo di questo, diciamo che l'ho usato come chiave di volta, come apertura per poter descrivere l'esperienza della nostra Nadia, ma come avete capito comprende tantissime anche integrazioni, tantissimi canali. Certo è che è curioso vedere come la vita si trasforma, nel senso che da una multinazionale, quindi anche da una posizione sicura, chiamiamola anche remunerativa, poi quando è arrivata la chiamata la scelta è stata una e una sola, seguo e sento me stessa, Certo. porto avanti la cosa senza avere neanche più basi sicure, ma con la certezza che qualcosa di buono prima o poi ne verrà, e non solo, avendo anche poi la capacità di
poter rivolgere questa grande esperienza agli altri. Poi naturalmente non è che per tutti è così, perché lo spettacolo della vita, la bellezza della vita è che su di ognuno ha un disegno, non mi piace la parola progetto, e c'è chi ha questa cosa come Nadia del rivolgerlo poi agli altri e c'è chi comunque ha un suo percorso, ma quando siamo in sintonia con noi stessi, quando amiamo quello che stiamo facendo, che non significa che siamo super gioiosi, super felici, costa comunque sacrificio, ma ci sentiamo almeno soddisfatti. Trasmettiamo questa cosa Sì, comunque anche agli altri, anche certo. all'esterno, e siamo anche da piccolo esempio, Nadia. Siamo l'esempio, cioè chi ha diciamo questa mission e ha la fortuna di poterla trasformare in un lavoro, la fortuna nel senso che accogli quello che ti viene richiesto, insomma, e dici sì a quella richiesta. Ecco sì, siamo un esempio, quindi la coerenza è una parola fondamentale. Quindi tutta la mia vita si costruisce sulla coerenza. Chiaro che sono un essere umano anch'io, per cui a volte cado, ma cado e quando cado sono per terra, ecco, io osservo il momento dello sforzo per rialzarsi, perché quello è il momento in cui ho la possibilità di raccogliere informazioni utili per magari riorganizzarmi e riorganizzare l'obiettivo. Adesso insomma posso dire che nella vita ho avuto tanti insuccessi, cioè posso usare la parola insuccesso per farmi capire dagli altri, ma dentro di me la vibrazione non è quella dell'insuccesso, è quella di 99 volte ho provato a fare una determinata cosa che sentivo dentro di me, ma per 99 volte non ci sono riuscita, perché non era il tempo, perché non avevo gli strumenti, non avevo acquisito gli strumenti, non mi sentivo sicura, non ho avuto fede soprattutto. Ecco, questo è la sfida, una delle mie grandi sfide è stato avere fede in ciò che sentivo, perché e io da ragazzina sentivo che ero un po' diversa dagli altri, perché avevo sempre questa sensibilità più forte e queste emozioni grandi che non riuscivo a incanalare, no? E quindi la prima cosa che ho dovuto fare è stato accettarmi per quella che ero e cominciare ad ascoltarmi. Chiaro, adesso ho 51 anni e ci ho messo 51 anni per arrivare a questa sicurezza, a questa serenità, e ancora ci sto lavorando, perché poi la cosa bella è che noi cambiamo Non si sempre, finisce mai. non si finisce mai, no? Proviamo anche a filtrare, a condensare ancora di più questa accoglienza, accettazione, mi piace proprio dire accoglienza nei confronti della, chiamiamola vita, chiamiamola disegno animico, ok? E cioè quando amiamo qualcuno, o che sia una persona, o che sia un lavoro, un progetto che stiamo portando Certo. avanti, o anche il nostro amico a quattro zampe, insomma, quando amiamo non è che prendiamo solo il bello e per il resto lo mandiamo via, cioè prendiamo l'insieme. Quindi è la stessa cosa che vale anche per noi e con quello che eventualmente, al di là dell'evento che può aver sbalzato la persona Sì, dal suo mondo ordinario, ma anche il passato. Cioè capire che nel disegno animico, nel meglio, ok? sì. Che è per l'evoluzione, noi siamo qui per l'evoluzione Ah prima di sì, tutto della nostra anima, c'è stato anche questo, aver dovuto passare, essere dovuti passare in situazioni anche terribili. certo, sì. Accogliere, io intendo, io penso che sia questo il significato, prendi tutto, non puoi dire questo sì, questo no. Esatto, esatto. È sempre la modalità con cui poi tu vivi l'esperienza. È che credo che i modelli che ci arrivano dal mondo esterno siano quelli della perfezione o di cercare la perfezione. Invece c'è una modalità giapponese di intendere la vita che mi sta affascinando in questo momento, che si chiama Wabi Sabi, che è la bellezza dell'imperfezione, e io ci sguazzo in questa cosa perché non ho, per esempio, da ragazzina non mi piaceva il mio fisico, non ero allineata alle altre, i miei pensieri erano diversi, quindi ecco, questa cosa mi portava a disagio. Ma chiediamoci
quanto disagio ci portano i modelli che vediamo, anche a livello molto, come dire, sottile, perché a volte diciamo, sì, ma io in quel modello non mi ci ritrovo, però poi magari facciamo delle scelte allineate al modello esterno a noi e non quello che noi desideriamo veramente. Quindi L'importante sì, poi è arrivare a comprendere questa cosa del essere in coscienza, perché si possono anche eventualmente scegliere modelli già presenti, ma perché sentiamo che quello ci rappresenta. Esatto. Ma è una scelta in coscienza e non per convenienza o per automatismo, Sì. quantomeno. È Esatto, questo. l'importante è sempre chiedersi la fatidica domanda: mi fa stare veramente bene quello che sto facendo, quello che sto vivendo, la persona con cui ho una relazione? Sono veramente felice? O eventualmente che cosa mi sta rappresentando. Cosa? Esatto. Allora, il secondo brano che ci hai portato oggi, e dopo continuo a leggerti i messaggi che stanno Grazie. arrivando. A tra pochissimo. Ma che bel messaggio questo di Franco Battiato, la cura. Vuol dire tantissimo. Ci rappresenta molto, ognuno di noi nella nostra crescita, nel nostro guardare verso l'avanti. Tu come mai ce l'hai portato, Nadia? Perché io adoro questa canzone, è una poesia e tutte le volte che la riascolto mi dà dei nuovi messaggi, o comunque mi fa comprendere meglio alcune parti di questa poesia, davvero. E io la considero un atto d'amore verso me stessa, cioè di ricordarmi che io sono l'amore incondizionato, io arrivo e mi nutro dalla fonte, no? E quindi la prima persona di cui devo veramente avere cura sono me stessa, sono io. E se mi amo, e quindi la prima persona di cui davvero dobbiamo innamorarci e di avere cura siamo noi stessi. Poi si espande verso gli altri. Certo, te la rivolgo proprio come domanda, a tuo sentire che cosa è importante come punto della quotidianità verso l'essere persone, essere una persona? Sì, io credo che intanto tutto inizi la mattina quando apriamo gli occhi, di ringraziare. Cioè ringraziare di averli aperti, di avere la possibilità di inventarci una nuova giornata e poi di rimanere sempre con quella gratitudine verso le possibilità che ci dà la vita ogni giorno. Allora capisco che nella vita ci sono delle difficoltà. E come dicevo prima, ci sono persone davvero che fanno delle esperienze forti, impressionanti, però è grazie a quelle che si cresce. Io faccio un esempio, ho perso mio papà 2 mesi fa, per me mio papà insomma era un riferimento importante, l'ho assistito fino alla fine quasi, e io ringrazierò sempre mio papà di quello che mi ha insegnato attraverso quei momenti forti di fine vita. Intanto mi ha insegnato che la vita non finisce dal punto di vista dell'energia e che liberarsi di un corpo malato che non corrisponde più all'energia della persona che io conoscevo non è morire, ma è trasformare, cioè è liberarsi di qualcosa che pesa per poi aprirsi a una nuova esperienza. Quindi sono tutte esperienze quelle che facciamo. Io ho usato questa esperienza forte per me perché io ho sempre avuto paura della morte da ragazza. Poi lavorando su di me e comprendendo i passaggi che ci portano alla trasformazione, no, del fine vita, sto acquisendo sempre più sicurezza e tranquillità e serenità. Io dico sempre che la mia fine vita me la vedo seduta sotto un albero che poi chiudo gli occhi e mi addormento. E se tanto mi dà tanto, se continuo a fare questo allenamento mentale, sarà così. Ecco, per cui le esperienze forti della vita e anche lavorando con persone che hanno perso il lavoro, io mi sono resa conto che alla fine sono esperienze che ti portano delle possibilità di apertura verso altre strade, cioè di scandagliare altre strade. E quante volte le persone mi hanno detto: guarda, se non avessi perso il lavoro non avrei trovato un altro lavoro, per esempio, oppure non sarei partito per una destinazione all'estero che erano anni che volevo fare ma non avevo il coraggio, quindi la vita ha scelto per me. Poi durante la pandemia paradossalmente io ho lavorato tantissimo online
pensavo che non avrei lavorato, visto che io normalmente seguo le persone in presenza, ma invece le persone mi chiamavano perché la parola ricorrente, cioè la frase ricorrente era: io non voglio più essere quello di prima o quella di prima, io non voglio più lavorare come lavoravo prima, aiutami a creare qualcosa di nuovo. Questa è l'esperienza delle persone. 058. Ciao Max, bella trasmissione e ciao Nadia. Grazie, ciao. Un bellissimo aspetto della coerenza è che ci supporta per alcune fasi e per un certo periodo, però poi l'importante è lasciarla andare via come tutte le Sì, cose, vero. altrimenti arriverebbe la stagnazione. Esatto. Un punto di osservazione, dice Mauro della In Time School. Buona vita. Sì, è corretto Mauro, è vero. Sì, essere coerenti, ma non troppo, perché ci si irrigidisce. Forse coerenza è nei confronti della nostra Del attitudine sentire. alla vita, del sentire, del più che a sentire. una situazione o a un qualcosa. Sì, Essere- coerente nel senso di allineamento continuo, di tararsi e ritararsi su quello che tu senti che sia meglio per te. Tra l'altro so che c'è un evento importante in arrivo. Parlacene un po'. Si chiama La voce delle donne, dalla terra al cielo, e vuole dare voce in un momento di vita, della vita anche sociale particolare, dove sì c'è bisogno della voce del femminile, quindi Ecco, del sì, femminile. non mi rivolgo certo, solo certo. alle donne, ma a tutti, agli uomini, a tutti i generi, non stiamo qui a giudicare, ma è proprio sarà un incontro in presenza di 2 giornate in cui lavoreremo sulle cosiddette soft skills, competenze trasversali, crescita personale. Ci sarà yoga, ci sarà l'arte terapia, il teatro. Avremo Lama Wangmo, che è una lama tibetana, e darà 2 insegnamenti sia il sabato che la domenica. Ci sarà Max con noi, bellissimo, non vedo l'ora. Ho avuto l'onore di poter Sì. aprire la giornata domenicale con una mia meditazione, un percorso Esatto. meditativo. E poi ci sarà anche il tuo sarò lì. workshop, E sarò esattamente, presente. Quindi sull'integrazione maschile e femminile. sappiatelo, cari ascoltatori, che mi trovate lì. 11 e 12 settembre a Villa Todesco di Villa del Conte, e comunque possono trovare tutte le indicazioni sul sito Armonia Eventi, che è l'agenzia che organizza Certo. tutto l'evento. È un momento di condivisione, Sì. è un momento rivolto al benessere, ma nel Al senso benessere. dello stare assieme, Sì. rivolto agli altri. E tant'è che siete anche partite con un crowdfunding. C'è un crowdfunding che ha lo scopo anche di sostenere, di pagare un biglietto d'ingresso per una persona che non ha sufficienti possibilità economiche, e quindi la vorremmo avere con noi comunque. Quindi è su Eppela, che è il sito, la piattaforma dedicata al crowdfunding, e alla voce delle donne, quindi si chiama come l'evento. Siamo in chiusura. Lo chiedo anche a te, Nadia, con il tuo sentire, con la tua profondità. Visto che siamo sempre comunque in evoluzione, però stiamo vivendo un qui e ora importante. Sì. Hai un messaggio, ci dai un tuo sentire sull'adesso, su quello che sta accadendo anche attorno a noi? Sì, di non farsi coinvolgere dal mondo esterno, ma veramente l'unica bussola è quella interiore, davvero ascoltarsi. In questo momento non c'è cosa più sicura che essere noi stessi. Possiamo anche metterla in una modalità spirituale, cercare il vero maestro che è in noi, cioè l'unico vero maestro siamo noi. Poi a volte per comprendere i passaggi, perché no, ci possiamo far aiutare, insomma. Benissimo, cara Nadia, grazie di cuore di essere stata qui. Grazie a te Max e grazie a tutti gli ascoltatori, gentilissimi veramente. Tornerò a salutarti, ad ospitarti, perché come iniziamo da una parte, poi l'argomento si sviluppa, si amplia, c'è sempre molto da dire, però è bello poterlo fare in questo stile di condivisione in cui nessuno vuole, tra virgolette, insegnare niente a nessuno. Certo. Si riporta l'esperienza e dall'esperienza poi ognuno trae la sua risonanza o il suo stimolo o anche il suo punto di vista. Cara Nadia, alla prossima, in bocca al lupo per il tuo evento. Grazie. Allora, la voce delle donne. Dalla terra al cielo. Nadia Ferraresi, cercatela su Facebook, ci sarò anche io.